Sì, beh, cioè, se non stavo qua, sta scherzando. Allora, guarda, te vai così, vedi ingresso, lo clicchi quando io finisco di parlare. Così. Lo clicco quando finisce di parlare. Cioè, che adesso dirò una piccola presentazione di cosa. Ah, Quando quello che loro mette alla vengono, fine, pensavo te dovessi far partire inizio, ok. quando cominciano a venire, comincio a parlare, tranquillo. Questo lo stoppiamo, lo facciamo partire quando c'è il fischio d'inizio, insomma. E le cose sono messe bene. Col vedi? play là? Ah sì, esatto. Ma Roma. non la No, no, ma tranquillo, cioè, no, non necessariamente sul play, solo nel ricordo. La Roma la vediamo a sinistra e il COD a destra. Però se cambiano facciamo invertire un po', tranquilli. Dai. Tranquillo. Sì, figo. Venuti dal centro sportivo Stella Azzurra per l'ultimo posticipo della quarta giornata di Serie A Lega Calcio 8, in campo per il secondo posto Roma Calcio 8 contro COD 272. Questo continua, tranquillo. Si salutano i giocatori delle due squadre al centro del campo, andiamo rapidamente a leggere le formazioni in campo. Il COD 272 che andrà ad attaccare da sinistra verso destra in maglia nera, COD con numero 11 Bongura, 3 Chirico, 2 D'Astolfo, 8 Fagioli, 42 La Rosa, il capitano Mirko La Rosa, numero 10 Martino, 1 in porta Massoli, numero 9 Palmieri. Roma Calcio 8 che comincerà in possesso della sfera in maglia rossa da destra verso sinistra, 8 Cosso, 99 Goletti, 11 Indelicato, numero 1 in porta Stefano Lazzarini, 4 Obergui, 3 Oliva, 5 Paoli, 6 Pauliello, 10 Parroni, 2 Pisapia, 16 Primavera, 7 Seferi, 9 Succi. Non lo schiacciare, stiamo riprendendo adesso. Si comincia subito con il pallone in possesso della Roma Calcio 8 che prova a lanciarsi in avanti, si chiude immediatamente la difesa del COD 272, COD in maglia nera decisamente tra le squadre favorite alla vittoria di questa stagione. Siamo soltanto al termine della terza giornata, il COD ha 7 punti, ricorda che spazio in avanti quando li attaccano, capito? Ecco il COD subito alla prima azione offensiva, sposta in operazione, non ti preoccupare, anche col corpo. Bongura. Pallone perso dal numero 11 del COD, riconquistato dalla Roma Calcio 8 che spazza via. Quando una squadra attacca, tu gli dai campi in avanti, quando il pallone sta ai difensori tu glielo dai all'indietro. Così va bene, capito? Alza un pochino così, quando sta in fondo. COD in cerca di spazi per avviare la sua prima vera azione offensiva del match. Pallone conquistato dal numero 9 Palmieri che si va a prendere una rimessa laterale, niente male, c'è Bongura sul pallone. Lascia la sfera a Luca D'Astolfo. D'Astolfo mette in mezzo, non c'è nessuno, non si intende con i compagni, sfera che finisce tra le mani di Lazzarini che prova a rilanciare. Roma dalla panchina decisamente più lunga rispetto a quella del COD. Bongura riconquista un buon pallone sulla tre quarti, prova a lanciare Palmieri, si sposta sulla destra, il numero 9 appoggia in mezzo, Bongura tenta un colpo di tacco che termina al lato della porta difesa dal numero 99 Goletti. Ci scusiamo, non è il numero 1 in porta. Sta per titolare, non l'avrei capito, dico qua. Goletti allarga, Pauliello, Oliva, Paoli va via con una finta, Paoli prova a lanciare il compagno, Cosso triangolato e perde un pallone, COD che riconquista ancora la sfera, lancio in avanti per il compagno che va in porta ed è subito 1-0 dopo appena 2 minuti di gioco. La rete è arrivata da parte del numero 9 Mattia Palmieri. Segui il giocatore invece di restare fermo, e ci sono sicuramente fa parte il tempo, quindi ho detto a caso 2 minuti, più o meno stiamo lì comunque. Cambia poco. Roma dunque subito in svantaggio dopo circa 2 minuti di gioco, il gol potremmo dire a freddo siglato da Mattia Palmieri, il numero 9 che trovatosi a tu per tu con Goletti. Goletti che adesso si ritrova ancora il pallone tra i piedi, rischia qualcosa, va giù non intendendosi con il compagno, pallone spazzato, c'è il fallo in attacco, dunque calcio di munizione per la Roma Calcio 8.
Roma Calciotto in cerca di spazi, non ci voleva questo gol, riesce comunque a lanciarsi in avanti, l'intervento in scivolata provvidenziale di La Rosa. In campo con i titolari contati addirittura la squadra in maglia nera. D'Astolfo allarga per il capitano La Rosa. Dicevamo i titolari contati per il COD 272, 8 uomini in panchina, 8 uomini in campo. Adesso rischia qualcosa, la Roma Calciotto riconquista la sfera all'altezza della tre quarti, porta a spasso il pallone il numero 9 Succi, Succi che finisce a terra, il fallo però in attacco, dunque calcio di punizione per il COD. Triangolazione bassa per il Coda che scucchiaglia in avanti, qualche leziosismo di troppo, il pallone è lo stesso riconquistato dalle maglie nere che però concedono una rimessa laterale per la Roma calcio a 8. Oliva. Succi. Si trova lì il pallone, Succi gli gira attorno D'Astolfo, bella l'azione difensiva del numero 2. D'Astolfo un pilastro difensivo del COD. La Rosa. Ancora D'Astolfo, rischia qualcosa, riesce comunque a servire il compagno Bongura. Bongura lancia Palmieri. Palmieri rischia qualcosa, perde il pallone, se lo va a riconquistare, interviene D'Astolfo, mette il pallone in fallo laterale. Non ti preoccupare, triangolazione sbagliata tra le file del Roma Calciotto, Seferi non si è inteso con il numero 3 Oliva, dunque rimessa laterale consegnata di fatto agli uomini del COD in avanti 1-0, lo ricordiamo, il gol ovviamente del numero 9 Palmieri. La Rosa. La Rosa è chiuso, si raffida indietro addirittura al numero 1 Massoli Novelli. Ancora La Rosa, Bongura. La Rosa. Provato a lanciare Palmieri, interviene molto bene il numero 10 Parroni del Roma Calciotto. Succi, troppo prolungato, Succi riconquista lo stesso il pallone, il numero 9 Succi si trova tu per tu con il portiere, va in porta, il tiro è alto, bella azione del numero 9, forse un po' egoista, poteva servire alla sua sinistra Cossu. Tiri fuori di solito non li prendiamo, a meno che non sia clamoroso. Massoli Novelli, troppo tempo speso dal numero 1 del COD per la rabbia della panchina della squadra in maglia nera. Viene richiamato all'ordine. Pallone profondissimo tra Bongura e Palmieri, Palmieri lo lascia sfilare, c'è Cossu, con il piedone lo appoggia in rimessa laterale Bongura. Sulla sfera vicino a lui c'è Luca Martino, D'Astolfo, serve lo stesso Martino, direttamente al centro dell'area, Palmieri lo lascia sfilare, chiuso dal numero 6 Pauliello. Riesce a servire il compagno all'indietro, non si intende, Cossu riconquista il pallone, può partire ancora un contropiede per la Roma calcio a 8, sempre velocissima, manca l'intervento in favore di Succi, la botta troppo frettolosa di Cossu. Hanno cercato il movimento del numero 9. Fase di contropiede per la Roma calcio a 8, andato sotto nei primi secondi e qui si divora un gol praticamente fatto, il numero 5 Paoli che appoggia al volo, il pallone però è alto. Splendido intervento difensivo di Parroni, c'è il fallo secondo i direttori di gara, fallo in attacco di Edoardo Fagioli, numero 8, e tra i fuoriclasse sicuramente del COD 272, rilancio profondissimo, Succi prova a stoppare in mezzo a due, ritorna Bongura, si impiccia un po' con D'Astolfo, alla fine va giù il numero 2, fallo in attacco fischiato dall'arbitro, calcio di punizione per il COD.
D'Astolfo che allarga per il capitano Mirko La Rosa, che va profondissimo per Palmieri, bello l'aggancio del numero 9, l'appoggio Martino. Rientra sul destro Chirico. Rimessa in zona attacco per il COD, siamo a circa 9 minuti di gioco. Bongura prova a girarsi, è chiuso da 2, Bongura tenta il gioco di prestigio, gli riesce, Palmieri cerca il palo alla destra di Goletti. Attento il numero 99 della Roma Calciotto che spazza in avanti. Ancora Roma Calciotto, che ha reagito decisamente bene al gol a freddo di Palmieri. Numerose le buone azioni offensive della squadra in maglia rossa, questa non è una di quelle, il pallone lanciato troppo profondo alla ricerca di Seferi. Dunque Massoli Novelli. Succi prova ad allungarsi il pallone, non si intende ancora con lo stesso Seferi. Fatica a trovare la posizione il numero 7 capitano del Roma Calcio a 8, La Rosa. Prova a lanciare Bongura con una pennellata dall'altra parte del campo. Bongura aggancia al volo, poi va a terra senza fallo. Si prosegue con la rimessa dal fondo di Goletti. Ancora un lancio profondissimo. Molto spaccate le due squadre in questa fase. Seferi conquista un pallone sulla tre quarti. Larga per Succi, prova a mettere lo stesso Seferi, colpisce le gambe del portiere del COD e dunque ripartenza ancora per le maglie nere. Ripartenza con calma, intervento decisamente poco ortodosso ai danni di Edoardo Fagioli, calcio di punizione per il COD. C'è Chirico sul pallone, va in porta con un bugger da volley, riesce a respingere il numero 89 Goletti, ma si avventa sul pallone Martino e sigla un gol spettacolare dalla tre quarti sotto la traversa. Adesso è 2-0 per il COD 2-7-2. Brutta situazione per la Roma Calciotto, che pure non era partita male, aveva avuto almeno un paio di occasioni frenate dal numero 9 Succi in avanti, decisamente tra i migliori della squadra. Adesso però le occasioni concrete sono tutte per il COD 2-7-2. Adesso Bongura si trova lì, il pallone lo schianta sull'esterno della rete. Gioca bene la Roma, ma è più cinico il COD. 2 reti nei primi 11 minuti di gioco. Partita che sembra già avviata in una direzione. Palmieri. Bongura insegue il pallone, riesce a tenerlo in gioco e a riservire ancora il numero 9. Palmieri forse colpito alle spalle, si prosegue a giocare, pallone deviato, rimessa laterale. Seferi. Largo Seferi. Roma Calciotto che deve inventarsi qualcosa. In questo momento siamo a metà della prima frazione di gioco, sono 2 le reti di vantaggio del COD 2-7-2. Conclusione strozzata dall'intervento alle spalle, dunque calcio di punizione per la Roma Calciotto. Non segneranno però. Così, esatto, guarda, così si può. No, esatto. Fischio del direttore di gara, 2 uomini in barriera, conclusione diretta verso la rete, difesa dall'estremo difensore del coso. C'è forse il tocco di mano, non fischia il direttore di gara, conclude comunque alto il Roma Calciotto.
Massoli Novelli, profondo a cercare Palmieri, intervento di testa a coprire, pallone però regalato al temibile Fagioli che va via, rientra sul destro, Fagioli ha lì la palla del 3-0, non incrocia bene il diagonale, una grande azione per il numero 8 del COD, riparte subito la Roma Calcio 8. La Rosa porta via con grazia un pallone da Succi, manca però l'aggancio Chirico, dunque ancora una rimessa laterale consegnata alla Roma Calcio 8, sta scherzando col fuoco il COD, la Roma Calcio 8 è viva, ha le sue occasioni, non conviene regalare troppi palloni alle maglie rosse, ecco infatti ancora una sfera messa al centro, non ci hanno creduti i compagni, rimessa dal fondo per Massoli. Bongura, rientra Bongura, Martino riesce ad andare via, regala il pallone e vince un rimpallo, Martino, il capitano del COD, bella prestazione finora siglata da un bellissimo gol alcuni minuti fa, Martino riconquista l'ennesimo pallone, cross sporcato, palla sul fondo, non c'è deviazione, rimessa dal fondo. Oliva, Pauliello, Succi, sbagliato lo stop di Succi, regala la palla a Bongura, resiste alla botta di Cosso, Bongura poi alza la testa e si guarda intorno, appoggia al capitano Martino che torna indietro da Stolfo. Calcio profondissimo, Palmieri appoggia con il petto per Fagioli, Fagioli si aggiusta, il pallone libera il destro Murato. Possibile ripartenza per la Roma Calcio a 8, sempre pericolosa la squadra in maglia rossa in fase di impostazione Seferi. Seferi rientra sul destro, Seferi si porta il pallone sul fondo, viene forse spinto, non c'è fallo. Rimessa da fondo campo per il COD 272. Quarto d'ora della prima frazione di gioco, 10 minuti al primo stop della gara, conduce per 2-0 il COD 272. Succi appoggia per il compagno che scheggia il palo colpito dal numero 10 Parroni, anche sfortunato la Roma Calcio 8 in questa fase. Palmieri, pallone che colpisce in faccia, no, c'è stato uno stop con il braccio da parte del giocatore del Roma Calcio a 8. La Rosa, Martino, Fagioli, Martino con il mancino, Palmieri gira molto bene sul pallone, esce con qualche difficoltà l'estremo difensore della Roma Calcio 8, il pallone è ancora in gioco, c'è forse un calcio di rigore, si prosegue a giocare Bongura. L'arbitro fa segno di proseguire, l'azione non si concretizza dunque, sì, calcio di rigore per il COD 272. C'è rigore. C'è sta rigore? No, dico, non c'è l'opzione rigore. Cambia poco. Si lamentano non poco i giocatori in maglia rossa, reclamavano il vantaggio che effettivamente era stato concesso al COD 272. L'arbitro ha evidentemente deciso che l'azione portata avanti da Bongura non si era concretizzata nei tempi necessari, dunque si va sul calcio di rigore che può rendere ancora più rotondo il risultato del COD 272 a 17 minuti di gioco. Sta sistemando il pallone il capitano numero 42 Mirko La Rosa. La Rosa contro Goletti, per quello che se non è il gol partita è decisamente l'occasione più importante per mettere il match su dei binari che a quel punto potranno condurre ad una sola possibile soluzione. Si defila La Rosa, lascia il pallone ad Edoardo Fagioli che sistema la sfera sul dischetto. Va La Rosa, spiazza Goletti, è il gol del 3-0 per il COD 272 al 18° minuto, il numero 8, Edoardo Fagioli.
Milena così. È giusto, non so, non era verso. No, perfetto. Solo non so perché. Forse che abbiamo zoomato e quindi fa un po' strano. Che ti sembrava? No, Cosa? che ti sembrava era successo? No, inquadrato così, manco è vero. Mi sembrava un po' storta. Esatto, però ho controllato, no, perfetta. Quindi una sensazione mia. Ha molto da ridire il numero 9 Succi, viene chiamato in time out, nel frattempo continuano questi blocchiamo il tempo perché sennò non ci capiamo. A parte mo che è bloccato, ma posso parlare, no? Aspetta. No, stiamo riprendendo, ma diciamo che... No, Si può parlare? No, quello però te volevo dire, queste cose che tu mi dici a me si sentono però. Sì, ma Però se ne freghiamo perché? perché sono commenti tecnici. Ok. Se noi non parliamo dei cazzi, se rispondiamo al telefono, è meglio di no, però essendo anche in due, essendo a testa, ci sta un po' Comunque è così. partita da mano, mo macello fino alla fine, vedrai. Ma gli ha dato qualcosa, infatti. Ecco. Si avvicina minaccioso il direttore di gare, Stresberova soltanto cartellino giallo ai danni di Stefano Goletti. Ci sono state non poche proteste tra le file del Roma Calcio 8, il gioco è stato sospeso per alcuni minuti. Si riprenderà dunque dalla battuta al centro del campo per il COD 272, adesso in vantaggio per 3-0. L'allenatore della Roma Calcio 8, Michele Villani, va. Vado? Che dici? Vado? Sì. Fa un po' di difficoltà. Un po' più sotto. Ecco, ok, dobbiamo sfasare un po'. C'è un po' di buio, un po' più di contrasto. Puro? 20 minuti di gioco, siamo adesso 3-0 per il COD. Il tentativo dell'Ave Maria da parte del Roma Calcio 8. Pallone che colpisce un difensore in maglia nera e finisce in calcio d'angolo, dicevamo. Oliva manda a vuoto Bongura, Oliva va in porta, Novelli attento con il piede. Succi, contrastato dalla Rosa, Succi tiene il pallone in mezzo a due, bella giocata del numero 9 della Roma, Bongura, ancora Succi, ancora in mezzo a tre Succi, alla fine gli porta via il pallone il numero 10 Martino, tra i migliori in campo. Pallone restituito al numero 9, Bongura, glielo porta via di nuovo, riesce a lanciare Palmieri. Palmieri va via con una bella giocata, l'intervento tempestivo di Paoli. Rimessa laterale per il Roma Calcio 8. Da Stolfo. Fagioli. Chirico. Chirico si sposta sul destro. Fagioli viene azzoppato brutalmente, arriva un altro cartellino giallo, calcio di punizione per il COD 272. Ricorda, esatto, fa scorrere di te lo pigli e poi te lo rimetti perché deve avere sempre azione parata. Pallone che viene sistemato all'altezza della tre quarti, ci sono la Rosa e lo stesso Fagioli. Molto nervoso il Roma Calcio 8. D'altronde era partito bene, era partito aggressivo, la squadra in maglia rossa è stata frenata, diciamo così, dagli episodi che hanno il nome di Martino, Fagioli e Palmieri. Va la Rosa, con il destro, pallone altissimo. Non impensierisce nessuno, dunque rimessa dal fondo per il Roma Calcio a 8. 3 minuti al termine del primo tempo, 3 come i gol che tengono in vantaggio il COD, ancora un fallo di D'Astolfo, danni di un giocatore in maglia rossa, si tratta di indelicato appena entrato. Eccoci qui dunque, calcio di punizione per il Roma Calcio 8, sul pallone c'è Alessio Oliva. Succi e Seferi in area, Oliva si allontana, viene lasciata il compito di battere la sfera a Parroni.
prende rincorsa il numero 10, va in porta con qualche difficoltà. Novelli si era lasciato sfuggire il pallone lasciando la porta completamente sguarnita. Attenta alla copertura di D'Astolfo. Palmieri tenta la conclusione dalla difesa, venne il portiere fuori dai pali, non inquadra lo specchio della porta. Molto in difficoltà il COD, in difficoltà soprattutto il numero 1 della squadra in maglia nera. Attentissimo comunque il solito imperioso D'Astolfo. Succi lì era pronto a ribadire in rete l'intervento imperfetto. D'Astolfo ci smentisce, esce male, pallone appoggiato. Succi prova ad inchiodarlo, Chirico lo tiene lì. Succi non si intende con i compagni, serve per nessuno, prova a partire in contropiede. Fagioli si prende invece una preziosissima rimessa in fallo laterale. Adesso che manca poco più di un minuto al termine del primo tempo ci sarà quasi sicuramente un certo recupero. Il gioco è stato fermo un paio di minuti per le proteste seguite al rigore segnato dallo stesso Fagioli. D'Astolfo, Martino di prima, Fagioli, Bongura al pallone sul mancino, svirgola malamente, palla in rimessa laterale. La Rosa, D'Astolfo, Martino prima per Palmieri, lascia sfilare il pallone verso il fondo, Pauliello controlla, riparte la Roma, cross in mezzo per nessuno, un po' in difficoltà anche in fase di impostazione la Roma in questo momento, pallone che non è sul fondo, è rimessa laterale per il COD. Palmieri col petto, allarga per nessuno, non si intende bene con D'Astolfo, dunque un'altra sfera regalata alla Roma. D'Astolfo, Martino, c'è forse un contatto, si prosegue, Goletti. Martino contro Succi, il numero 9 abbatte il capitano del COD. Calcio di punizione in fase difensiva per le maglie nere che aspettano a questo punto solo il fischio dell'arbitro per andare un paio di minuti a riposo. Il punteggio è ancora di 3-0. Punteggio che può accorciarsi a questo punto. Il pallone sulle mani di Massoli che non afferra bene, lascia sfilare e lì si avventa come un falco Succi per il gol dell'1-3. Abbiamo visto parecchie difficoltà il numero 1 del COD, già precedentemente un intervento imperfetto aveva portato lo stesso Succi a un passo dal gol, un altro intervento di grande indecisione ha concesso al numero 9 di andare in rete per il gol dell'1-3, adesso andiamo a riposo, anche noi siamo 3-1. Fischietto in bocca per il direttore di gara, si ricomincia sul 3-1 del COD, il gol che ha ridotto le distanze è arrivato esattamente allo scadere della prima frazione di gioco da parte di Succi. Roma Calciotto che approfitta della sua panchina lunga, fa entrare qualche innesto, iniziano il numero 4 Bargui, Palmieri libera il destro rimpallato, pallone che sfila, Chirico, Martino larghissimo a cercare Bongura, pallone che sfila oltre la linea di fondo campo, Goletti. Pauliello, Oliva forse subisce un fallo, sì, calcio di punizione per la Roma. Calcio di punizione scodellato al centro dell'area da parte di un neoentrato. Succi va giù, ancora un calcio di punizione dal limite dell'area per il Roma Calciotto.
Imparerai, diciamo, a non fa prima tutto, che premendo ti fa così, capito? Devi fare proprio sfiorando. Poi quello è esercizio solo quello. Vediamo bene. 3 maglie rosse nell'area difesa da Massoli. Si scansa Succi. Conclusione verso lo specchio, colpisce i 3 uomini in barriera, la posizione era improbabile. Oliva rinvia male Palmieri, forse con un fallo, no, Palmieri riconquista il pallone. Parroni, Goletti, Oliva. Bargui perde un pallone, il numero 4, va a terra Palmieri, si prosegue Bongura. Martino, La Rosa. Chirico, Palmieri, chiuso da Pauliello. Palmieri resiste, ha lì il pallone, lo appoggia a Fagioli. Prova a puntare l'area a Fagioli, rientra sul mancino, spedisce un bolide 1 centimetro sopra la traversa di Goletti, che lascia subito ripartire l'azione della Roma. Oliva, pallone forse deviato, si prosegue l'intervento dei difensori del COD, gioca forse la terra, no, D'Astolfo lascia sfilare il pallone, ancora è il numero 2 eccellente del COD. Palmieri. Pallone scucchiaiato in avanti da Pauliello. Oliva. A Bongura di fronte a sé, Oliva alla fine si riaffida di nuovo a Goletti. D'Astolfo riesce a lanciare in velocità Fagioli che resiste alla carica, viene azzoppato alle spalle, calcio di punizione tra le ire della Roma Calciotto. Ancora proteste tra le file della Roma. Ci sono Fagioli e Chirico sul pallone. Goletti a disporre 2 soli uomini in barriera, no, sono 3, si aggiunge un terzo. Chirico, tagliata in mezzo a cercare forse la deviazione di Palmieri, palla in calcio d'angolo. Ancora Fagioli alla bandierina del corner, Chirico. Rimessa dal fondo, l'ultimo tocco è stato del numero 3 del COD. Invocano il pallone in avanti gli attaccanti della Roma. Paoli per nessuno, pallone spedito tra le braccia di Novelli. Martino, Bongura, D'Astolfo. Quinto minuto del secondo tempo, 20 minuti al termine, 3-1 per il COD. Fagioli prova ad andare in profondità, Paoli in spaccata, bel intervento del numero 5 della Roma. Chirico al centro dell'area, Palmieri tocca senza la dovuta potenza. Ripartenza della Roma, pallone in profondità, il rimpallo che favorisce Cossu. Si prosegue con D'Astolfo. Bongura. Novelli. Martino. Bongura. Prova a partire in profondità Bongura, Oliva ci mette il piede. Ultima a toccare proprio il numero 11 del COD, dunque rimessa laterale per la Roma, che però deve accelerare i tempi se vuole sperare di rimontare 2 gol al COD. COD che è sceso in campo inaspettatamente con più foga rispetto alla Roma, che pure dovrebbe gettarsi in avanti, tentare il tutto per accorciare ulteriormente il vantaggio. Cossu spizza per nessuno, qualche difficoltà
per Chirico, pallone appoggiato di nuovo in mezzo, ancora un'indecisione del numero 1 del COD, e allora arriva il gol del 3-2, l'ha trovato Oliva in ribattuta direttamente al centro della porta. Adesso è 2-3. L'abbiamo chiamato, è arrivato il gol della Roma, adesso arriva anche il fallo su Fagioli, dunque calcio di punizione per il COD. Prestazione di grande carattere per la Roma Calciotto, andata sotto di 3 gol in un quarto d'ora e adesso sempre più vicino a completare una rimonta decisamente insperata. Il calcio di punizione in questo momento però è per il COD. Ci sono Fagioli, Martino e Chirico. Sarà il numero 8 ad andare con il destro, attento in 2 tempi Goletti, bella parata del numero 1 della Roma Calciotto. Si fa tutta la fascia numero 4 del Roma Calciotto, il pallone resta in gioco, finisce sotto la traversa, l'ausilio dell'arbitro involontario e il gol del 3-3 tanto sperato l'ha siglato il numero 10 Valerio Parroni. Time out chiamato dalle file del COD. Inevitabilmente oseremmo dire, dato che da 3-0 si è trovato rimontato 3-3 da parte delle maglie rosse. Andiamo in pausa anche noi. Okay. 8 minuti di gioco, è 3-3 adesso, Roma andata in riposo sul 3-1. Il Roma Calciotto ha completato la sua rimonta, alcuni gol decisamente beffardi, alcuni con le difficoltà del numero 1 degli avversari. Adesso prosegue l'azione offensiva del COD, si interrompe su un rimpallo, dicevamo, alcuni gol trovati grazie all'indecisione di Massoli, altri addirittura con l'ausilio del direttore di gara che ha di fatto fornito un assist per Parroni. La Rosa. Bravo Simone. Sì. Bravo. Chiamagli il pressing là sul terzino. Occhio sul raddoppio, ragazzi, famo sempre la solita, Palmieri subisce l'ennesimo fallo della sua partita. Fagioli che si accascia a terra, si va a prendere un calcio di punizione dal limite dell'area. Fagioli e Palmieri si contendono la battuta del calcio di punizione. Goletti dispone 3 uomini, altri 3 in maglia nera in area, c'è Palmieri. Palmieri buca le mani di Goletti al centro della porta, anche qui indecisioni dei portieri che stanno veramente decidendo la gara. Adesso è 4-3 ancora per il COD. Parroni va in porta, palla fuori. Abbiamo assistito a dei veri orrori difensivi in questa gara da entrambe le parti. Tiri al centro della porta, respinte sbagliate. Le abbiamo viste tutte. Fagioli, lì il pallone del 5-3, Fagioli non manca l'appuntamento con il gol, grande azione, il numero 8 si trova lì, la sfera incrocia in diagonale, adesso siamo 5-3. E proprio nel momento migliore della Roma Calciotto, che aveva riagganciato la gara, è arrivato il time out miracoloso
che ha rivisto tornare in campo un COD cambiato, glaciale, ha trovato 2 gol in pochi minuti e adesso al 12° del secondo tempo siamo di nuovo 5-3 dopo appena 2 minuti fa eravamo in parità. Bongura. Contrasto con Kossu. Pallone per Bongura. Palmieri. Appena entrato il numero 16 Primavera si va a prendere un fallo prezioso in difesa. Pauliello, Seferi, Pauliello, col mancino profondissimo, Pauliello a cercare Succi che la spizza di testa, palla fuori non di molto. Metà della seconda frazione di gioco, conduce il gioco 5-3 il COD 272. Parroni. Bongura, perde il pallone Seferi, Succi ci va in spaccata la rosa. Pallone ancora conquistato dal COD 272 che si riversa in avanti Martino, pallone appoggiato in mezzo e per un mezzo metro Fagioli non si fa trovare lì il gol che avrebbe forse chiuso la partita, si rimane 5-3. Forse un fallo ai danni di La Rosa, si prosegue secondo il direttore di gara. Bongura aggancia molto bene il pallone, davanti a sé Palmieri prova a imbucarlo, Palmieri riappoggia al centro, ci va col tacco, Bongura, il pallone è ancora lì e viene salvato sulla linea di porta da Ugo Primavera. Vediamo qualcosa. Bello. Bongura. Fagioli si aggiusta la sfera, cade a terra, arriva un qualche litigio. Cartellino giallo per verso le ennesime proteste di Andrea Kossu. Nervosissimo il Roma Calciotto, certo non l'ha aiutato una partita veramente assurda. Da 3-0 a 3-3 ancora 5-3 per il COD. Richiamato all'ordine anche il numero 8 del COD, dei suoi stessi compagni di squadra. Pallone profondissimo, sfila Massoli, lo fa suo e appoggia per La Rosa. Martino, Chirico per Palmieri. Martino, c'è forse una spinta ai danni del numero 10 della Roma. Arbitro invita a battere di nuovo. Era stato chiesto un time out evidentemente revocato, dato che i giocatori sono ancora tutti quanti in campo. Calcio di punizione dal cerchio di centrocampo, c'è Parroni sulla battuta. Numero 10 prova ad andare sotto la traversa, ci va questa volta con le mani, attento il numero 1 Massoli. Succi. Obargui perde un pallone, Palmieri prova ad andare ancora il numero 4, lo va a riprendere spendendo un fallo tattico, butta giù il numero 9 del COD. Ed è calcio di punizione per il COD 272. Battuto basso, Chirico un sacco di spazio, va con il sinistro, palla alta.
8 minuti al termine, pallone in avanti, Succi, c'è sempre Chirico. Eccellente la partita del numero 3 che adesso però rischia qualcosa di troppo. Da terra riesce a portare via un pallone, c'è un fallo. C'è qualche calcione di troppo e anche qualche protesta di troppo. Il calcio di punizione comunque è segnato alla Roma. Partita veramente molto nervosa in queste fasi finali, mancano 8 minuti, si sprecano le urla da entrambe le parti. Seferi batte basso, non tocca nessuno, il pallone sfila, rimessa laterale è sempre per la Roma. Paolelli lascia a Pauli, numero 5 a cercare il colpo di Ugo Primavera, giudicato pericoloso. Il calcio del numero 16, punizione alla difesa per il Code 272, ancora in vantaggio per 2 reti, ma attenzione perché abbiamo visto la squadra maglianera farsi rimontare anche di più. Qui spreca forse il primo pallone della sua partita Martino, impeccabile finora il numero 10, traspare la stanchezza in questi minuti finali, soprattutto tra le file del COD che non ha potuto effettuare un singolo cambio, è scesa in campo con 8 giocatori contati. Fagioli prova ad andare su una fascia Fagioli, non lo ferma nessuno Fagioli, si accentra, si sposta ancora sulla destra, alla fine allarga per Bongura, spazio Bongura, c'è forse un tocco di mano, lascia giocare l'arbitro, il tocco arriva netto, in realtà si prosegue. Succi. Palmieri, chiuso tra 2 Palmieri, si va a portare via il pallone, si prosegue, cambio di gioco millimetrico sui piedi di Fagioli, aspetta che salga De Chirico, De Chirico arriva, De Chirico, ma che pittore, che cazzo, Parrone riesce a imbucare per Succi, c'è la rosa, inamovibile, una partita perfetta della difesa del COD, la rosa, D'Astolfo e Chirico, veramente insuperabili. Seferi va in porta, pallone sull'esterno della rete. Circa 5 minuti al termine della gara, ancora 2 gol di vantaggio per il COD. Coda che se ne è comunque visti recuperare 3 in 10 minuti, quindi le possibilità ci sono tutte per la Roma, specie se, come adesso, trova tante difficoltà ad uscire dalla propria metà campo. Seferi, Pauli è caricato da Palmieri, palla ancora per la Roma. Paulielli, col mancino, vanno in 2 di testa. Non c'è nessun fallo secondo il direttore di gara, può partire di nuovo il COD, il tocco di prima, troppo frettoloso di Palmieri. Parroni, Primavera alza. Rimpallato il tiro a calcio d'angolo per la Roma. 4 minuti e mezzo al termine della gara, 2 gol da recuperare per le maglie rosse. 3 punti al momento per il COD che salirebbe virtualmente a 10 punti secondo in classifica 2 sotto il golpet. Battuto molto bene, non c'è nessuno, si intende male con gli attaccanti. Fagioli, può partire Pauliello, attentissimo, il numero 6 della Roma, che ancora rientra sul destro, allarga per Parroni. Parroni alza la destra, prova ad incrociare Fagioli, manca l'aggancio, alla fine Pauliello spedisce il pallone quasi fuori dal campo. Primavera, cross sbagliato, finisce così. Palmieri in buca per questa volta Pauliello che riesce comunque a toccargli il pallone, la copertura di Goletti
continua Palmieri, alla fine si prende il fallo, grande intervento del numero 1 della Roma. Succi, Parroni va con il destro, ben piazzato, incrocia un mancino imperfetto, vanno giù in 3, si prosegue a giocare, indica il calcio di rigore, il direttore di gara, calcio di punizione, calcio di rigore per la Roma Calcio 8 a 2 minuti dal termine della gara. Non ho capito perché, però vabbè. Ed ecco qui l'azione che può aprire di nuovo la partita per l'ennesima volta. Mancano 2 minuti al termine, c'è Seferi sul pallone, c'è Massoli a coprire. Seferi imbuca a togliere le ragnatele da il palo di sinistra. Adesso siamo 4-5, tutto è riaperto a 2 minuti dal termine. Partita infinita, molto bella, non ha visto forse prevalere nessuno, adesso il punteggio è ancora a un passo dalla parità, 4-5, mancano meno di 2 minuti, bisogna vedere come reagiranno le due squadre in questa fase. Il COD ha già dimostrato di soffrire queste rimonte, se ne è visti recuperati 3, dopo essere tornati in vantaggio di 2 reti si sta concretizzando l'incubo dell'ennesima rimonta della Roma Calcio 8, che però è stanca, anche le maglie rosse, Primavera lascia sfilare un pallone per nessuno. 23,5 sul cronometro, c'è Chirico, Palmieri, c'è forse un fallo, si prosegue, Bongura, pensa al tiro Bongura, poi rientra saggiamente, ci ha pensato un po' troppo il numero 11 del COD, Parroni. Va sul mancino Parroni, lo stesso Bongura riesce a mandarlo a vuoto e riprendersi il possesso della sfera. Un minuto al fischio finale, siamo in attesa delle comunicazioni sul recupero, dovrebbe essere di un paio di minuti, presumiamo, dato i numerosi gol, dunque tra i 2 e i 3 minuti al termine della gara. Conduce ancora il COD per 5-4. La rete che era aperta è stato il rigore di Seferi, abbiamo visto ben 2 rigori, questa gara non si vede tutti i giorni. Esce bene il numero 1 del COD, un buon intervento che può far guadagnare secondi preziosi ai compagni. Chirico, Martino, Bongura, Chirico, pallone un po' corto, numero 11 in qualche difficoltà, il pallone resta ancora tra i piedi del COD. Chirico, danza sul pallone, prova a lanciare Palmieri, stop di petto di Palmieri, viene praticamente trascinato giù, resiste alla carica, alla fine si prende il calcio di punizione da 1 centimetro dal segno di gesto che delimita il limite dell'area difesa da Goletti. E ora che siamo in pieno recupero, questa è una grandissima occasione per il COD per chiudere definitivamente la gara e risparmiarsi altri 2 minuti di tachicardia che sarebbero a questo punto inevitabili. La barriera è lontanissima, c'è tutto lo spazio per Martino e per Fagioli. Quattro uomini in barriera. Fagioli prende la mira e imbuca, non riesce a trattenere Goletti, è il gol del 6-4, ancora Fagioli ed è ancora il COD in vantaggio. E con ogni probabilità questo è il gol che mette fine alle speranze della Roma, una Roma che comunque ci ha creduto fino alla fine per tutta la gara. Siamo in pieno recupero, 2 gol di vantaggio per il COD, una partita molto faticosa per entrambe le squadre, nessuna delle due per la verità ha brillato, non ci sentiamo di esprimerci su chi effettivamente meritasse la vittoria. Certo è che il COD ha saputo resistere per 2 volte, tentativi di rimonta e tornare in vantaggio e chiudere, a questo punto ce la sentiamo con
2 reti di vantaggio, anche se Succi potrebbe pensarla diversamente. Il suo tiro è rimpallato, ancora Succi, ancora in campo, resta lì Fagioli, spazza via la sfera. Pochi secondi al termine, nessun secondo al termine, finisce qui. Il COD si prende i 3 punti, 6-4, partita soffertissima, Roma Calcio 8, sempre in gioco, sempre viva. I 3 punti vanno comunque al COD che da 7 sale a 10, adesso è al secondo posto al termine di questa quarta giornata, a 2 punti sotto il Golbet.